Allora, ritorniamo a noi, parliamo, controllo delle pensioni, questo è un aspetto molto importante. Sì, noi pensiamo che dentro questa, diciamo, situazione abbiamo comunque sempre da tenere presente che i pensionati sono vittime anche di particolari, diciamo, situazioni che colpiscono i loro trattamenti pensionistici, cioè noi abbiamo milioni di persone che hanno dei diritti che noi diciamo inespressi, cioè che avrebbero diritto a una rivalutazione della pensione per effetto di leggi che sono state introdotte nel corso del tempo o anche di una loro situazione, diciamo, che si è modificata nel corso del tempo. Penso per esempio a quei pensionati che hanno diritto ad assegni familiari e hanno acquisito questo diritto nel corso del tempo e non fanno la domanda. Quindi noi come sindacato, come SPI-CGIL abbiamo attivato proprio un lavoro capillare sul territorio nelle nostre oltre 500 sedi che abbiamo e invitiamo i pensionati, soprattutto quelli che stanno nei limiti di reddito, le pensioni più basse, che sono normalmente quelle che hanno queste problematicità, di venire, di contattarci, di venirci a trovare, perché un controllo sulla loro pensione può determinare anche, come è successo in queste settimane, noi abbiamo fatto recuperare decine di migliaia, centinaia di migliaia di euro a pensionati che avevano appunto dei diritti e non sapevano di averli. Quindi questo è per noi un modo anche per rispondere, diciamo, a chi ci accusa di essere poco presenti sul territorio. Noi offriamo le nostre sedi a chi ha dei problemi di venirci a trovare, di parlarci, perché pensiamo che attraverso anche questo contatto diretto con le nostre strutture, con i nostri segretari di Lega, abbiamo 120 leghe in tutto il Veneto, quindi abbiamo una struttura molto radicata sul territorio, in modo che se c'è un problema, se c'è una necessità, la si affronti assieme e si dia una risposta positiva. Ecco, l'importante è che portare tutti i documenti. Sì, diciamo che poi noi lavoriamo col sistema dei servizi della Confederazione, quindi noi sappiamo che in Confederazione oggi abbiamo tutto il sistema dei servizi, sia fiscale, il CAF, l'INCA, il SUNIA per i problemi abitativi, abbiamo la Federconsumatori, che sono tutti strumenti, organizzazioni che sono preposte a dare una tutela, tutelare appunto le persone, in modo particolare le persone anziane. Poi spetterà a noi indirizzare, che so, all'INCA un pensionato che ha un problema, diciamo, di rapporto, se non riusciamo a risolverlo noi direttamente come pensionati, al sistema dell'INCA, del patronato. Tenete presente che in queste settimane c'è un grande afflusso di persone per le denunce dei redditi, perché come sapete il governo aveva detto che arrivava a casa il modello, eccetera. In realtà poi abbiamo visto che c'è stato un appesantimento e un carico di lavoro notevole, che soprattutto le persone che sono meno abituate ad avere dimestichezza con strumenti informatici, eccetera, rischiano anche di subire dei danni molto consistenti, perché se uno, che so, spedisce pensando che sia tutto a posto la dichiarazione che sta sul sito del Ministero delle Finanze, rischia di non vedersi per esempio defalcate alcune spese mediche che ha. Quindi grande attenzione a questo. Quindi grande attenzione, ovviamente questa cosa comporta il fatto che bisogna prenotarsi attraverso il sistema fiscale o anche attraverso la struttura dello SPI. Oggi noi siamo sul territorio per difendere concretamente le persone da questi che sono veri problemi che oggi ci troviamo a vivere tutti noi, insomma, l'informatizzazione soprattutto per le persone anziane e la complessità rischia di
complicarci molto la vita, insomma. Perfetto. Maria Prestorello, vediamo anche di parlare della piattaforma unitaria, un po' di fare il quadro generale. Quindi ricordiamo che per coloro che invece che ci hanno scritto, eccetera, non può essere fatta una consulenza telefonica, anche perché i documenti a disposizione magari sono tanti, le cose possono sfuggire. Andate presso le sedi competenti, ci sono sedi, sia sedi del CAF della CGIL, ma anche sedi dello SPI per quel che riguarda la situazione pensionistica previdenziale, con tutta la documentazione necessaria. Magari al telefono fatevi dire che documentazione serve, però poi dovete andare personalmente per poter risolvere le questioni. Prego. Sì, dicevo prima, allora, unitariamente si sta rilanciando, no? Quelli che sono i punti qualificanti delle nostre richieste. Noi vogliamo essere ascoltati, chiediamo questo tavolo di confronto. Non ci dimentichiamo, perché adesso è vero, abbiamo parlato molto in questi tempi della sentenza della consulta, ma non dobbiamo dimenticare che il sistema di rivalutazione annuale delle pensioni è assolutamente inadeguato per far sì che il reddito da pensione non diventi sempre più povero anno dopo anno. Noi quindi chiediamo un diverso sistema di rivalutazione della pensione che sia legato a quelle che sono le spese principali che fanno i pensionati, e le conosciamo bene quali sono queste spese. Purtroppo la spesa dei pensionati subisce sempre un aumento, una inflazione più alta di quello che è l'inflazione, per esempio, che scontano altri tipi di generi. Quindi chiediamo una rivalutazione che sia proprio strettamente legata a quelle che sono le spese dei pensionati. Poi lo SPI CGIL, anche unitariamente, non si limita soltanto ai diritti dei pensionati, ma come all'inizio di questa trasmissione si discuteva, noi pensiamo anche a coloro che devono andare in pensione, che sono state davvero penalizzati in maniera molto rilevante dalla riforma della pensione, dalla riforma Monti-Fornero. Parlare di flessibilità, noi vogliamo che si riprenda in mano la questione dell'uscita dal mondo del lavoro, venga reintrodotta la flessibilità, fermo restando il fatto, siccome in questi giorni abbiamo letto di tutto e di più delle proiezioni che davvero preoccupano le persone che sono al lavoro, perché non si può pensare che ci sia una rinuncia ad una fetta di reddito pensionistico rilevante se si va in pensione un paio d'anni prima. Quindi vogliamo discutere anche di questo, mandare in pensione prima le persone con una piccola penalità, se vanno in pensione per esempio con 35 anni di contributi e 62 anni di età, e vanno in pensione rispetto ai 66 anni, 4 anni prima, gli si applica una piccola penalità. Questa è una operazione che fa sì che chi ha alle proprie spalle un congruo numero di anni passati nel mondo del lavoro lasci anche liberi dei posti che potrebbero essere occupati da tanti giovani, perché non dobbiamo dimenticare che la disoccupazione giovanile supera tuttora il 40% ed è una cosa che a noi del sindacato pensionati della CGIL da sempre è inserita all'interno delle nostre rivendicazioni. Ecco, rapidissimo che siamo in chiusura. Rapidissima. Ricordiamo che l'area non tassabile del reddito da pensione è più alta rispetto all'area non tassabile dei lavoratori dipendenti. Noi chiediamo l'equiparazione, chiediamo, come si diceva prima, gli 80 euro, continuiamo a chiederlo anche per i pensionati, come continuiamo a chiedere una legge nazionale sulla non autosufficienza che dia anche fiato e forza a quella che è la legge regionale, che, come ben sanno i nostri ascoltatori, è assolutamente disapplicata. Detto questo, dovremmo parlare anche di Europa, non ce la facciamo con i tempi. Ci ritroveremo tra pochi giorni però a riparlarne, approfondiremo il discorso dell'Europa che sta anche molto a cuore, vedremo anche come, in che termini, al sindacato dello SPI CGIL, parleremo della questione del fondo non autosufficienza. Adesso si aprirà comunque una giunta, vedremo quali saranno gli assessori, magari anche un incontro con il nuovo assessorato sociale, la sanità, il sindacato, insomma un'occasione anche di confronto. Abbiamo fatto degli incontri preelettorali, noi abbiamo incontrato i candidati, anche l'attuale, il vecchio e l'attuale governatore,
e abbiamo fatto delle richieste ben precise e ci hanno fatto delle promesse ben precise. Allora vedremo di rimettere davanti alle promesse, potrà essere una cosa simpatica, sì, interessante. Perché noi su alcuni diciamo. temi, quella della non autosufficienza, della legge sulle residenze, sulle case di riposo, sul piano sociosanitario abbiamo molte cose da dire e ci hanno promesso che la affrontavano, adesso è il momento buono. Vedremo appunto come la posizione che verrà presa, quindi potrà essere occasione anche magari di un incontro, di un confronto per rendere partecipi i nostri telespettatori di questo. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, grazie di aver risposto anche alle numerose mail che sono arrivate. TV7 con voi @triveneta.tv per coloro che vogliono scrivere. Comunque le sedi dello CGIL del Veneto sono presenti ovunque per avere la propria posizione previdenziale e pensionistica e per avere tutte le delucidazioni del caso. Grazie anche a voi, noi ci vediamo domani.